Calcio parlando. Una telefonata. Siamo nuovamente in diretta con voi, la prima puntata ovviamente di questo mese in cui certamente potrà anche così decidersi qualcosa, se vogliamo, del campionato. Poi ovviamente anche tutto quello che è lo strascico delle competizioni europee, perché in questa settimana abbiamo visto qualcosa di significativo circa l'Europa League, con quanto hanno saputo fare di buono Juventus, Fiorentina, che tra l'altro si affronteranno nel prossimo turno degli ottavi di finale, il Napoli che ha vinto sul filo di lana, la Lazio eliminata invece, quindi è la prima squadra italiana che abbandona le coppe europee in questo 2014. Si ferma ai 16esimi di finale l'avventura della squadra capitolina, che l'anno scorso ha acquisito il diritto di giocare in Europa grazie alla vittoria in Coppa Italia. Invece la Champions ovviamente resta con questo verdetto sospeso del Milan, perché bisognerà attendere l'11 marzo affinché i rossoneri provino a dare la scalata a un'impresa contro l'Atletico Madrid al Vicente Calderón dopo l'1-0 degli spagnoli qui a San Siro. Ovviamente un weekend importante per quanto riguarda il campionato, molto, perché stasera e domani ci attendono due serate particolarmente effervescenti, diciamo. Roma-Inter nella serata odierna 20:45 Stadio Olimpico, stessa ora per domani sera San Siro, Milan-Juventus, la coppia di squadre al vertice, appunto Roma e la Juve, che cercano in queste due gare molto molto complicate di dare un'ulteriore chiave di lettura a questo scorcio finale del campionato. Cercheremo di capire tutte quelle che sono i presupposti della giornata odierna, che appunto parte con l'unico anticipo di oggi allo Stadio Olimpico, dove sono impegnati i nerazzurri di Walter Mazzarri. Domani invece il clou ovviamente alla sera, ma c'è un Napoli che gioca alle 18:30 in quella di Livorno, e al pomeriggio altre partite di magari minore importanza, se vogliamo, ma c'è anche una corsa per l'Europa League che chiama in causa le tre squadre che appunto giocano domani pomeriggio. Il Torino ospita la Sampdoria, c'è invece Verona-Bologna al Bentegodi, c'è Sassuolo-Parma al Mapei Stadium, con il destino di Malesani in bilico, con un Parma che vuole riprendersi dopo il 2-2 con la Fiorentina. Molte anche le polemiche arbitrali, abbiamo visto settimana molto particolare, 4 giornate rifilate a Borca Valero in sede di squalifica da parte del giudice sportivo, dopo quello che è stata la baraonda del finale di Parma-Fiorentina lunedì scorso allo stadio Tardini, partita terminata 2 anche per una lotta al terzo posto. Sarebbe Napoli-Fiorentina di fatto quello che è il testa a testa. Viola che giocano domani sera contro la Lazio in contemporanea a Milan-Juve, quindi doppio posticipo. Certamente gli occhi saranno puntati su San Siro, però anche questa partita non è da tralasciare. Vedremo quelle che saranno le scelte quasi definitive di Mazzarri per l'Inter di questa sera a Roma.
in quello che è l'anticipo delle 20:45, e poi parleremo anche della Serie B, perché ieri a Latina, dove il Padova è uscito sconfitto 3-0, è successo qualcosa di molto particolare, molto pesante anche per la formazione veneta, sempre più in preda a una crisi piuttosto pesante, piuttosto aspra e chissà, con vista magari su una retrocessione. Non auguriamo questo ovviamente al Padova. Ne parleremo ovviamente nella seconda parte. Sarà con noi anche Daniele Madasi per approfondire in particolare il discorso su Milan-Juventus, visto che domani sarà per noi allo stadio di San Siro per il posticipo. C'è questo Roma-Inter, come detto stasera, che per anni è stato match in grado di scandire la lotta a scudetto. Ovviamente negli ultimi anni non è stato così. Inter che ha provato ovviamente a rialzare la testa. Tra l'altro questa sera all'Olimpico il clima sarà molto particolare, perché ci sono le tribune chiuse, ci sono tutta una serie di limitazioni che hanno colpito la tifoseria della Roma, e quindi l'atmosfera non sarà certo quella delle grandi occasioni per una sfida che, come detto, negli ultimi anni aveva invece significato molto per quanto riguarda lo scudetto. Due squadre che se la sono giocata spesso e volentieri per alti traguardi. La Roma cerca questa volta i punti per diminuire il distacco dalla Juventus, in attesa di domani sera. Vedremo se l'Inter avrà una resistenza tenace oppure no. Intanto ne parliamo con chi insomma di partite ne ha giocate ad altissimi livelli, certamente in Serie A, un grande centrocampista senz'altro, Giuliano Gentilini. Ciao Gento, buon pomeriggio. Salve a tutti, ciao Adriano. Ciao, grazie per essere con noi. Allora partiamo da questo Roma-Inter, che è l'unico anticipo di oggi. Stadio Olimpico, è un Inter che cerca di darsi nuovamente un'identità. Tra poco vedremo anche le scelte di Mazzarri, come detto pressoché definitive, anche se c'è questo dubbio Hernandez, no? Panchina o titolare. L'ex laziale per lui sarebbe, se dovesse giocare, area di derby, visto che è da poco arrivato a Milano proprio dalla capitale. L'Inter ci prova questa sera, Gento? Per forza, cioè, visto le condizioni di classifica è normale che deve provare a fare il risultato. Sicuramente non è che va per vincere, cioè, sinceramente penso che anche un pari gli possa star bene all'Inter. Sì, questa sera senz'altro è un Inter che cerca un filo di continuità, e così ha così avuto rilevanza, ti chiedo, visto che ci sono state anche molte polemiche in settimana, ma come spesso capita, ha avuto così rilevanza il peso dei torti arbitrali. Io credo che 11 punti di distacco dal Napoli per il terzo posto difficilmente siano colmabili, però con tutto quello che l'Inter può rivendicare, qualcosina poteva essere però, dato in più. Sì. Cioè, secondo me qualche errore ci può essere stato, nel senso, sicuramente è strano il fatto che l'Inter non abbia avuto mai un rigore fino adesso, però continuare ad attaccarsi agli episodi, secondo me bisognerebbe più guardare lo sviluppo del gioco, perché tanto il calcio si sa che è fatto di episodi, no? Se no tanto è facile, uno fa un'azione, quello ha sbagliato il gol, potevamo fare gol, guardare sempre la conduzione della partita di 90 minuti. È normale che se una partita è equilibrata, giocata bene, e poi c'è un clamoroso, è normale, ti dà fastidio che magari non te lo danno perché vinci, però se e poi sei sempre lì a dire c'è il rigore, non c'era il rigore, quello è fuori gioco, quello non è fuori gioco. Secondo me bisogna anche vedere la conduzione della partita. Sinceramente quest'anno l'Inter, ti dico, come gioco sicuramente non mi ha entusiasmato. Cioè, se poi dopo se uno si vuole attaccare solo agli episodi arbitrali, non credo che la classifica dell'Inter sia solo per gli episodi arbitrali. Poi dopo bisogna essere dentro nelle situazioni per capire meglio. Certo, anche perché sono abbastanza critico, nel senso, perché sono una persona a cui piace vedere il bel gioco propositivo, nel senso non mi piace sempre vedere giocare le squadre di rimessa, poi specialmente una squadra come l'Inter, però
i tempi sono questi e vediamo così, va bene così. Questa Inter di Mazzarri, ti chiedo, ti piace anche questo nuovo rilancio di Icardi? Poi ecco, sugli episodi arbitrali siamo d'accordo che pensiamo all'ultima partita col Cagliari, ci si dovrebbe attaccare a un episodio avvenuto al 90°, quindi è anche un po' tirata per i capelli, vero? Sì, il primo tempo non è stato giocato, nel senso, cioè, il calcio, cioè, è facile attaccarsi agli episodi sempre, bisogna guardare sempre, cioè, io capisco che fosse stata una partita, dici vabbè abbiamo sbagliato il primo tempo, tutto l'altro, cioè, non mi sembra che l'Inter tutta questa fase del campionato fino adesso abbia espresso un gioco fantastico, o un gioco o si sia imposta col gioco sinceramente, quindi vedo abbastanza in difficoltà i giocatori, è vero, bisogna anche dar tempo all'allenatore di lavorare, di trovare la quadratura, perché non è facile venendo anche da una stagione come quella dello scorso anno. Sicuramente è un anno di ricambio, però ripeto, mi piacerebbe vedere giocare meglio l'Inter, cioè sinceramente non è un problema di arrivare in UEFA per forza nelle coppe, perché dobbiamo, cioè, almeno avere un impianto di gioco in cui il prossimo anno magari si va a togliere qualche giocatore un po' più esperto, diciamo che quelli che ci hanno dato, i vari Cambiasso, i vari Samuel, poter inserire dei ragazzi un po' più giovani ma che sanno quello che devono fare, nel senso sanno il ruolo, perché il problema è questo qua, cioè bisogna capire bene come si vuole giocare, chi sono gli interpreti, chi non sono gli interpreti, come il fatto di Guarin. Cioè Guarin è un giocatore di talento, è un giocatore che può spezzare la partita e noi lo volevamo dare via, cioè, mi sembra che ci sia, adesso è diventato titolare inamovibile, allungamento di contratto, la chiarezza, dov'è il progetto, che parla un progetto, cioè sono queste cose qua che mi un po' complesso sul futuro. Sono più preoccupato per il futuro che per il presente, perché già l'anno scorso è andata come è andata, quest'anno sta andando come sta andando, non vorrei che il prossimo anno siamo di nuovo qua, quindi è il terzo anno, cioè perdere 3 anni, un po' tanto. Sì, esatto, un miscuglio di poca chiarezza, certamente, che tu hai così sottolineato dalle tue parole. Hernanes è un centrocampista alla Gentilini, ti chiedo, oppure no, diverso? ma va, Hernanes è un grandissimo giocatore, proprio grande, veramente un ottimo acquisto da questo punto di vista. Finalmente si è messo a giocare con 2 mezzali che si inseriscono, nel senso un Hernanes e un Higuaín, uno davanti alla difesa giustamente, e allora magari si vede qualcosina di più. Adesso purtroppo siamo stati sfortunati che Hernanes ha avuto questo problema, speriamo stasera che sia a disposizione e che possa fare una grande partita, sinceramente, anche perché andiamo a affrontare una squadra che secondo me fa il miglior calcio che ci sia, assieme alla Juve e alla Fiorentina, fanno veramente cioè è piacevole vederli, nel senso, capito? È questo che bisogna anche pensare un pochino, io capisco che in Italia è difficile, però bisogna anche pensare di offrire uno spettacolo anche ai tifosi, cioè, specialmente, perché non basta sempre cercare, sì, vinciamo 1-0 su un gol in contropiede, sì, ho capito, però ne vinci una, cioè io vado allo stadio, voglio anche divertirmi sinceramente, visto che pago il biglietto mi devo anche divertire, non mi basta solo vincere, cioè voglio anche divertirmi. Certo. Ma Roma, che ecco, tu hai parlato di un Inter che deve ricostruirsi, deve sapere anche come ripartire. La Roma qualcosina ha insegnato sotto questo punto di vista, Gervinho, Pjanic, inserimenti magari mirati, e poi anche qualcosa di efficace, perché comunque ha venduto la Mela, ha dato via Marquinhos, ecco, diciamo che loro hanno le idee un po' più chiare, sì. Nel senso, noi col fatto del passaggio della società dal nostro ex presidente Moratti, per cui dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto, però sinceramente anche lui poteva, come posso dire, poteva farlo prima, perché dopo che ha vinto la Champions, dopo che noi abbiamo fatto il triplete, si è visto benissimo che ha mollato. Cioè non è che ha mollato, però ha mollato nella maniera, nel senso che non c'era più programmazione, era un vivacchiare, e infatti i problemi dopo si vedono, perché nel calcio come nel lavoro, perché tanto ormai il calcio è diventato un business, nel senso, quindi bisogna farlo come un'azienda, bisogna impostarlo come un'azienda, e non c'era programmazione, e non c'è ancora programmazione adesso, non c'è ancora quella programmazione chiara, capito, che si vede, che quella che parlavo prima, cioè nel senso, si leva un terzino, mettiamo, ci serve un centrocampista davanti alla difesa, ok, Cambiasso mettiamo, non gli si rinnova il contratto, prendiamo uno davanti alla difesa che sia più giovane, ma non andiamo a prendere un altro giocatore,
mezzala che poi dopo non sa fare. Cioè, è questo che io non riesco a capire nell'Inter. C'è un modulo di gioco 5-3-2, 3-5-2 scelto da Mazzarri, perfetto. Il prossimo anno, come si dice, bisogna andare a prendere dei giocatori funzionali per quel tipo di gioco. Cioè, non si può andare a prendere degli altri giocatori, sinceramente. E poi non capisco sta roba. Sì, è vero, Vidic fortissimo, va benissimo, va a rimpiazzare Samuel, però ha 32 anni. Cioè, si parla di Evra, di Sagna, altri giocatori a parametro zero. Ho capito, ma noi dobbiamo prendere tutti i parametri zero di 30 anni. Sì, infatti. Non è... Hai capito dove voglio arrivare io? No. Cioè, nel senso, cioè, va bene risparmiare, va bene tutto quanto, però sei anche l'Inter. Sì. Cioè, non sei, con tutto il rispetto che ho, per carità di Dio, il Genoa, il Cagliari e tutte le squadre magari di una fascia un po' più bassa, cioè tu hai milioni di titoli e non puoi trattarli così, in questa maniera. Cioè, sì. Bisogna avere, come si dice, un progetto. Poi dopo che le cose vadano bene, vadano male, cioè tu devi mettere a disposizione dell'allenatore una rosa competitiva. Poi l'allenatore non fa bene, poi si prenderanno altre decisioni, però va fatta chiarezza. Non è facile, dopo diventa un problema anche per l'allenatore. Sì, tu hai giustamente fatto anche riferimento al discorso di Guarin prima. Guarin stava per essere ceduto alla Juve, anche qui un discorso non certo lungimirante, perché sarebbe arrivato Vucinic all'Inter che bravo, vedi sì. Che allora dopo, se ci pensi, vieni dietro a quello che dico io. Ma infatti, cioè, io capisco, dici, vendo Guarin, faccio un esempio, prendo Giovinco, almeno a 25 anni, ma andavi a prendere Vucinic che ha 32 anni. Allora dov'è il progetto? Prenderemo giocatori di 26 anni, prenderemo qua, prenderemo là, e poi dopo si va a prendere i tra trentenni. Infatti, come sempre, capito? Che uno ce ne vuole, perché non è che si può fare una squadra tutta di ragazzi più giovani, però diciamo che qualche inserimento non bisogna prendere in giro la gente, perché dopo la gente si arrabbia, cioè nel senso, la gente non è che si arrabbia, si disamora, capito? Il problema è questo, che i tifosi dell'Inter un po' si stanno disamorando, vedono chiarezza, perché non vedono, e non c'è entusiasmo sicuramente. C'è stato qualche inserimento, ti chiedo, ecco, in difesa quantomeno, quello è l'aspetto magari da prendere per buono. Rolando, Juan Jesus, inserimenti graduali, uno l'anno scorso, uno quest'anno. Ranocchia un po' tagliato fuori, però ecco, nel complesso qualcosa si comincia a vedere. Poi gli altri, ovviamente parliamo dello stesso Icardi di cui dicevamo prima, Botta che è arrivato adesso, Io, per carità di Dio, non sono nessuno, non dico niente, cioè, io dico, abbiamo giocatori tutti con determinate caratteristiche, nel senso, sono alti, sono lenti, andiamo a prendere un giocatore un po' più rapido, no? Nel senso, bisogna sempre cercare di mischiare le caratteristiche di ogni giocatore, nel senso, quindi ci vorrebbe un giocatore, faccio un esempio, tipo alla Cordoba, nel senso, uno che è bravo a recuperare, magari capito, che è più rapido nelle chiusure, perché, per dire, Ranocchia sappiamo com'è, Juan Jesus, Rolando uguale, Samuel poverino non è che gli si può chiedere di fare, anzi sta già facendo i miracoli, per dire, perché è ritornato, è sempre, cioè, è migliore in campo da quando è tornato lui, quindi non è che gli si può chiedere, però cerchiamo di prendere un giocatore magari con dalle caratteristiche un po' diverse dagli altri, perché di quelli alti, lunghi e lenti ce ne abbiamo già 4. Certo. Per dire. Chiaro. Poi vorrei sapere una cosa, ma Andreolli, cioè, l'abbiamo preso dal Chievo, l'abbiamo voluto e non ha mai giocato. Sì, anche questo è un punto interrogativo legittimo. Poi vedi, ci sono un po' di domande da farsi, da porsi. Poi l'Inter ha solo, ecco, diciamo che è penalizzato forse dal fatto che l'Inter ha solo il campionato, non avendo altra. Lo stesso Europa League sarebbe stata buona occasione di turnover, di girare un po' le carte, poi ovviamente. Non lo so, ripeto, in queste cose qua bisogna essere, non mi azzardo, assolutamente non mi permetto di dire niente sul lavoro del mister, perché è lui quello che decide, è lui sicuramente, facendo l'allenatore io, anche se nel settore giovanile del Como, nel senso, so benissimo che un allenatore conosce i suoi giocatori e sa le scelte che fa. Cioè, nel senso, quindi nessuno può dirgli devi giocare quello. Ho detto, mi sembra strano il fatto che Andreolli l'anno scorso nel Chievo giocava sempre, quest'anno non può mai fare una presenza, cioè, o presenza, e dopo si dice fa una presenza, gioca male, e i tifosi ma ci credo, gioca male, ma non è neanche facile, però cioè, non è neanche semplice non giocare mai
magari a disposizione una partita e cercare di far bene. Lo so, bisognerebbe, perché il calciatore deve essere pronto in questo senso, però non è semplicissimo. Tra l'altro Andreoli sarebbe, perché ovviamente gioca ancora nell'Inter, l'eventuale fil rouge preciso anche di giocatore così allevato nel settore giovanile di una squadra come in questo caso l'Inter. Ha fatto la trafila, anche se poi è partito dalla primavera, qualche presenza in prima squadra, parliamo del 2005-2006, e poi dopo essere mandato a fare esperienza è tornato. E allora lì un processo di costruzione, di maturazione che dico, sarebbe... Scusami, sì. Visto che è andato via, allora Sì. quando era giovane va bene, l'abbiamo preso, ha fatto l'esordio, allora poi si è ritenuto di mandare tutto per fare esperienza, perché ho capito, una volta che lo riporti a casa sarà perché hai intenzione di farlo giocare o perché prendi per fare la tappezzeria? Perché io capisco le regole UEFA che ci sono, i settori giovanili, i ragazzi, però insomma sinceramente mi sembra un po' non mi sembra né, non lo so, non capo né coda dal punto di vista anche per il ragazzo, sinceramente non capisco che utilità ha il fatto di tornare all'Inter e non anche una presenza o fare una presenza. Certo. Siamo a febbraio, siamo a marzo ormai, non è che dici siamo a novembre, bisogna aspettare, siamo a marzo, ci sono 2 mesi, poi il campionato è finito. Certo, sì. 2 mesi e mezzo. Ranocchia e Andreoli tenuti un po' lì ai margini, sarebbe una coppia centrale. Ranocchia le sue occasioni le ha avute, poi dopo lui ha sbagliato, nel senso non ha giocato bene, e posso capire le scelte di Mazzarri, giustamente dice ok, però Andreoli non ha mai avuto l'occasione, magari Andreoli in una condizione fisica, Mazzarri lo vede, quindi se non lo fa giocare ci sarà un motivo. Certo. Ripeto, però ci sono fa giocare e fanno bene, perfetto. Noi prendiamo dei giocatori a gennaio e magari non li facciamo giocare, scusa Hernandez. D'Ambrosio l'abbiamo preso, abbiamo speso 1,5 milioni, non mi ricordo quanto abbiamo speso, a giugno potevamo prenderlo a 0, lo prendiamo e magari non gioca dopo. Sì. Allora, dico io. Sì, infatti è particolare, poi anche chiamato in causa. Ecco, ti chiedo, per chiudere il capitolo Inter, perché poi parliamo del resto, Branca ha mandato via a fine gennaio, ecco, questa scelta. Volevo capire anche da parte tua come la commentavi. Non la commento, è meglio così, non la commento, va bene così. A chiusura del mercato una decisione di troncare, ecco, con Branca, insomma, spesso è finito Pronto? Sì, mi senti? Mi senti, Gento? Sì, Okay, sì, era andata via la linea. È finito sul banco. No, sì, è inutile fare, sì. Vabbè, era ora di giustamente, come sono cambiati tanti giocatori, è giusto cambiare. Nel senso, poi non mi addentro in situazioni, ripeto, che bisogna essere all'interno della società per giudicare. Sicuramente le ultime mosse di mercato, se sono state avallate o fatte da qualcheduno, sicuramente qualcuno dovrebbe pagare le conseguenze, certo, di queste cose. Parliamo di anche perché, perché mi sembra strano, aggiungo solo questo anche nel fatto della chiarezza, mi sembra strano che una persona che investe 300 milioni di euro in un'azienda, in una società, ed è dall'altra parte del mondo e non è sempre presente, non mette. Come mai non mette? La tornata di partite del primo round, 6 vittorie esterne su 8, quindi la bilancia è andata decisamente da una parte sola a senso unico. Chi ha vinto il girone ha poi ipotecato quasi il passaggio ai quarti, in maniera anche piuttosto netta, a parte l'Atletico Madrid che ha vinto solo 1-0, però giocava anche a San Siro contro il Milan. Poi c'è stata la grande sorpresa di un Manchester che ha perso, e infine il Chelsea bloccato sull'1-1 in casa del Galatasaray. Ecco, però 6 partite su 8, delle quali molte anche piuttosto nettamente fanno scalpore record intanto, come vittorie esterne. Sì, diciamo che sono le squadre più forti. Ormai c'è
c'è tanto divario tra uno e l'altro. Cioè, la sorpresa, ripeto, è il Manchester che perde, però il Manchester diciamo che ha delle difficoltà quest'anno, delle grosse difficoltà, ripeto, quando c'è un ricambio non è mai facile. Quest'anno stanno patendo un attimino anche loro questo ricambio e fanno fatica in campionato e hanno perso l'unica partita loro. Sono le squadre più forti, quelle che sono arrivate prime nel girone sono le squadre più forti, quindi è normale di conseguenza che vai a incontrare le seconde e le seconde fanno fatica, c'è niente da fare, cioè, parliamo di Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcellona, Bayern Monaco, ci sono delle corazzate, cioè, per dire, quindi è abbastanza normale, c'è molto divario tra loro e le altre squadre. Il Milan mi è piaciuto, nel senso non meritava assolutamente di perdere, nel senso mi è piaciuto perché ha avuto un atteggiamento molto propositivo. Poi dopo hanno preso un gol un po' balordo che lo potevano evitare, però sicuramente almeno hanno dato un segnale, nel senso che anche per il futuro, anche e soprattutto per l'impostazione del futuro, nel senso che se quella è la mentalità di Seedorf, se trovano gli equilibri giusti potrebbero fare anche bene, almeno è propositivo, ripeto, cioè giocando con attaccanti, giocando in avanti, cioè correndo sempre in avanti, correndo all'indietro, la gente si è anche divertita. È vero, ha perso 1-0, però tutto sommato la gente mi sembra che da San Siro sia uscita soddisfatta di aver visto una bella partita, che poi è quello che conta. Chiaro. Due battute anche sulla lotta scudetto, c'è questo +9 tra Juventus e Roma. Come può essere domani sera il distacco? Domani sera alle 23 dopo questo Roma-Inter, non lo so. Juventus. Per me la Juve, sì. Allora ripeto, per me la Juve è la più forte di tutti, ed è una squadra che gioca benissimo, è cattiva, è determinata, è allenata benissimo, nel senso, quindi vedo difficile che la Roma possa recuperare tanti punti, però giustamente la Roma non ha niente da perdere, ha entusiasmo, ha un'ottima squadra, può far bene, ha una partita da recuperare. Se la Juve decide di perdere qualche punto, anche perché poi dopo c'è lo scontro con la Fiorentina nell'Europa League, loro hanno l'Europa League, la finale a Torino, potrebbero fare la Roma fa bene a star lì, a cercare di stare col fiato sul collo alla Juve. È normale che poi se la Juve decide dei punti, loro devono essere bravi a star lì e poi vedere quello che succede. Sicuramente se adesso tra la Juve e la Roma è la favorita allo scudetto, ti dico sicuramente la Juve, ma non tanto per i punti di distacco che c'è in questo momento, è perché proprio mi dà l'idea proprio di una squadra quadrata. È già 3 anni che mi dà proprio l'idea di questa squadra così, e invece fa fatica un po' in Europa. Non capisco nel senso per quale motivo, perché gioca a un ritmo alto e tutto il resto, nel senso ha giocatori, però non capisco quest'anno come mai hanno fatto male. Sicuramente il fatto di andare fuori dalla Champions per loro è stato un fallimento, visto che magari dicevano quest'anno puntiamo ad arrivare almeno magari in semifinale, quarti di finale di Champions per avvicinarci alle più grandi, invece ha visto che il divario è ancora grande. Certo, scendiamo un attimo di categoria, perché tu nel Padova hai giocato 2 anni. Ieri è successo qualcosa di molto particolare. I giocatori del Padova, persa la partita di Latina 3-0, sono stati costretti a togliersi le maglie. È un gesto che è quasi diventato un continuo, un qualcosa di regolare, in maniera così anche con regolarità viene chiesto dai tifosi, però ecco, Padova sta veramente sprofondando. Non so se tu stai seguendo anche a grandi linee la situazione. Sì, no, mi dispiace, perché è una società in cui, anche se io personalmente magari ho fatto fatica, nel senso, quando ero lì con loro, poi dopo sono andato a Vicenza, poi ero tornato, poi sono andato a Bologna. È una piazza abbastanza difficile, però dispiace tanto vedere il Padova in questa situazione, perché è una piazza che merita sicuramente almeno la Serie B, nel senso, vederla in fondo là che lotta, che insomma si arrabatta per cercare di salvarsi, non è bello, nel senso, mi dispiace da questo punto di vista. Sai i tifosi quanto ci tengono, ripeto, quando ci sono annate così, tanto poi anche il tifoso che va lì dice levati la maglia, non levati, cioè adesso tanti giocatori non è che ne possono cambiare 30, devono tenere quelli. Tu adesso se vai contro i giocatori in questo momento cosa fai? Allora retrocedi e non hai più neanche un margine, una possibilità di salvarti. Invece magari
cercare, non dico di sostenerli perché sarebbe fantastico, però almeno lasciarli in pace, così vedere un attimino se riescono a rialzarsi, dargli una mano ogni tanto, capito? Perché sennò sempre bastonare le persone non è che si ottiene a volte si ottiene l'effetto contrario. Sì, chiaro. Poi lì la sensazione è che qualsiasi tecnico vada, ne ha già cambiati 3. Ma lì sì. l'allenatore secondo me conta relativamente, perché il problema è proprio magari nell'amalgama del gruppo, come il Catania quest'anno mentalmente, cioè il Catania non è una squadra da penultimo posto, però sono annate storte, cioè sono annate in cui bisogna cercare di stringersi e cercare in tutte le maniere di portare a casa il risultato, cioè la salvezza non il prima possibile, tanto lì se ti salvi all'ultimo minuto dell'ultima, quindi, o con lo spareggio, quindi non va diversamente. Poi a fine anno, quando finisce tutto, se non si raggiunge l'obiettivo è un conto, magari se si raggiunge l'obiettivo poi dopo sarà la società a capire chi ha fatto bene, chi ha fatto male, e cambiare e cercare di fare le cose nel modo giusto. Però ripeto, se i giocatori vengono, diciamo, martoriati, vengono contestati sempre, vengono spaccate le macchine, cioè uno anche quando va a giocare non è che va a giocare tranquillo, cioè nel senso, invece se vedi che un tifoso ti è anche ma a volte basta anche una parola, cioè di un aiuto, così tu cerchi di dare qualcosa perché ti senti parte integrante, ovviamente, però insomma poi queste sono cose anche personali, quindi ogni giocatore reagisce a modo suo. Secondo me non è la cosa migliore il fatto di continuare a contestare, non serve assolutamente a niente. Certo, 2 parole anche sulla zona retrocessione in Serie A, perché mi riallaccio a questo, perché scorrendo anche la tua storia da giocatore, tu hai giocato nelle squadre che adesso lottano per non retrocedere, che sono veramente impelagate. Parliamo di Chievo, no, ma poi tu hai scritto... Non è che ero così bravo. No, ma tu hai scritto pagine, parliamo anche di 15 anni fa, voglio dire, tu hai scritto pagine memorabili di Chievo, lo stesso Bologna quando era a buoni livelli. Tu hai giocato nel Livorno, appunto nel Chievo, nel Bologna, poi a Catania, ma non nella prima squadra, no, nell'altra, l'Atletico, parte, sì, però a parte il Sassuolo le hai prese tutte quelle 5 che adesso stanno lottando per non retrocedere. Sì, infatti è una lì è una lotta ancora tutta aperta, nel senso, perché i punti sono pochi di distanza, nel senso, quindi vedete, c'è il Livorno, per dire, ha vinto una partita, era fuori dalle 3, poi ha perso e è ritornata dentro, poi il Sassuolo viene da 4 sconfitte, però ha giocato contro 4 squadre importanti, adesso domenica ce n'è una, c'è il Parma, poi il Chievo stesso, è difficile, nel senso è difficile poter fare una previsione, mancano ancora tante giornate, sotto una vittoria è normale che ti dà tanto ossigeno, perché sotto si va molto più piano rispetto che magari nella zona UEFA, e quindi bisognerà vedere, appunto, che diceva che la squadra, che da oggi in poi sono 13 finali e venderanno cara la pelle, tanto ormai tutti si alleneranno così, poi si vedrà. Si vedrà, poi dopo sta a loro, nel senso sta alle capacità dell'allenatore, dei giocatori, della fortuna soprattutto, perché ci si salva, c'è sempre quel pizzico di fortuna o sfortuna, nel senso che nei momenti topici ti può aiutare. Certo. Prima di salutarti, Gento, ringraziandoti ovviamente per la tua disponibilità, cosa fa adesso Giuliano Gentilini? Allena il Como nel settore giovanile? Allena i giovanissimi nazionali del Como, sì. Capito? Come sta andando? Va bene, diciamo che siamo quinti in classifica, siamo dietro il Monza, che nel senso le prime 4 vanno a fare le finali, è logico, loro sono molto favoriti rispetto a noi, perché noi siamo ancora in costruzione, diciamo che la società ha preso da 2 anni in mano il settore giovanile e cerchiamo di riportare il settore giovanile del Como a un livello accettabile, nel senso, quindi vediamo, siamo lì, cerchiamo di far bene, di far soprattutto cosa importante, insegnare ai ragazzi anche oltre il calcio un modo di vivere le cose, esperienze. Uno deve essere educatore, soprattutto non allenatore nel settore giovanile. Sogna una grande panchina, Gentilini, ti chiedo, magari la Lega Pro Unica dal prossimo anno forse è un ostacolo, perché 2 categorie forse sarebbe stato meglio per chi è rampa di lancio, mi viene da pensare. Guarda, posso essere sincero fino in fondo, in questo momento
ti dico, non ho questa bramosia di diventare allenatore dei grandi, nel senso, perché quando alleni i grandi hai bisogno ci sono tante altre cose, tanti altri fattori, nel senso che i ragazzi puoi instaurare dei rapporti che sono fantastici, cioè nel senso loro si fidano ciecamente di te, mentre nei grandi magari ci sono le invidie, le gelosie, poi subentrano i soldi, invece loro sono ancora puri da questo punto di vista. Certo, sicuramente allenare magari quelli un pochino più grandi, per dire, io ho già allenato gli allievi, allenare anche la Beretti sarebbe, diciamo, interessante per vedere anche per me stesso, appunto mettersi alla prova per vedere se, come si dice, come va con quelli più grandi. Certo. Quindi non ho questa grandissima necessità, anche perché sinceramente ho girato una vita, cioè ho girato 20 anni a calcio e adesso mi sono stabilito a Milano, ho avuto una bimba che ha 1 anno e mezzo, quindi non ho assolutamente voglia di spostarmi in questo momento. Poi magari in futuro, quando avrò un pochino più di esperienza, magari se capita l'occasione la prenderò al volo. In questo momento sinceramente molto fare il settore giovanile, è normale che a volte ci confrontiamo contro società come Inter, Milan, Atalanta, in cui la realtà è molto diversa, nel senso lì è veramente proprio una roba incredibile, cioè nel senso hai lavori con diciamo un materiale umano alto, cioè nel senso. Certo. Gento, un grosso abbraccio, grazie ancora per la tua disponibilità, alla prossima. Voi, va bene. Grazie, salve. Ciao, grazie dunque a Giuliano Gentilini, che abbiamo avuto davvero il piacere di ospitare con lui, una chiacchierata sempre poi molto significativa, perché lui il calcio lo ha vissuto in molte squadre, in molte categorie, in tutte le sue sfaccettature. Dunque in maniera anche così molto cristallina, poi lui è sempre propenso a dire quello che sono le sue, quella che è la sua chiave di lettura sulle vicende del nostro calcio. Andiamo con la rassegna stampa odierna, Gazzetta dello Sport. Il derby del profeta, Hernanes ai giallorossi: ho fatto il gol più bello. Questa è l'intervista al centrocampista dell'Inter in previsione dell'anticipo odierno. Intervista appunto al brasiliano, ex della Lazio: è carico per la sfida anche se rischia di partire dalla panchina, non mi servono 90 minuti per essere decisivo e se finalmente ci danno un rigore sono pronto a tirarlo. Ecco gli avversari invece: destro, scelta loro cedermi, voglio segnare per la Roma. In taglio laterale, tra l'altro si dice all'Olimpico semichiuso, Roma Inter ore 20 e 45. Poli Spavaldo, so come si fa a batterli. Poli che parla di Milan Juventus. Dall'altra parte Amarezza Giovinco, fenomeno in Turchia, riserva a San Siro, questo dopo il passaggio del turno della Juve in Turchia contro il Trabzonspor in Europa League. Il Verona poi con Romulo da precario sogno l'azzurro nazionale con vista mondiale. Poi ancora gli ultra del Padova costringono i giocatori a togliersi la maglia, tutti per Borca Valero a Firenze, stadio vuoto per 10 minuti. Poi ancora condannati a 9 anni gli ultra del Torino, 3 ultra del Torino per tentato omicidio, quindi anche questo. Corriere dello Sport. Andiamo con la prima pagina. Fatte gli arbitri, arrivano sfide cruciali, Roma-Inter, ore 20 e 45. Si focalizza l'attenzione su questo. La polemica, Garzia e Lotito favorevoli alla Modugno in campo, a Firenze sciopero del tifo, allo stadio dopo 10 minuti. La partita, i giallorossi recuperano Gervinho e Torosidis, all'Olimpico Olimpico chiuso a metà, Mazzarri dice valgono la Juve, quindi il commento a quello che è la sfida di oggi. Di Natale non smette più, devo battere Del Piero, sono a 4 gol da Alex, vado avanti. Moscardelli l'antidivo, poi mi piace aiutare gli altri, spopolo sul perché mi diverte. Serie B, il Bari fa l'esame al Palermo. Serie B, Latina travolge il Padova nell'anticipo, è terzo. Ne abbiamo parlato anche in maniera collaterale di quanto successo ieri, non tanto della vittoria del Latina, comunque valanga sul Padova 3-0, Latina che adesso è quarto in classifica, ha agganciato il Cesena, ma di quello che sono state le conseguenze spiacevoli per i giocatori del Padova. Tutto sport, mente fredda e cuore caldo, Conte dà un consiglio alla Juve per la sfida con il Milan. I rossoneri nel mirino del tecnico, ma i nostri attaccanti devono essere più cattivi e feroci.
tornano Tevez e Llorente, snobbato dalla sua nazionale, quest'ultimo Llorente non convocato per Italia-Spagna di settimana prossima a Madrid. Marchisio sostituirà Vidal, squalificato, per lui è pronto il prolungamento del contratto. Abate che dice occhio Juve, siamo carichi, contro i bianconeri ci vorrà tanta attenzione, guai a sbagliare. Palacio dice io e l'Inter avanti insieme, se vinco il mondiale via la treccia, l'argentino Lanci nerazzurri per il match di stasera con la Roma, dimostriamo che abbiamo qualità. Garzia sicuro, la Roma non molla, e poi il Torino Immobile, merito il Toro e voglio restare. Poi ancora il mercato estero, Barcellona, ecco Alilovic, il Messi croato, 17 anni, firmerà un contratto per 5 stagioni, costerà 15 milioni di euro. Buon pomeriggio intanto a Daniele Amadasi collegato con noi per questa ultima parte di trasmissione. Parleremo di Milan-Juventus in modo particolare, il programma domani sera, la Serie A e il pianeta calcio analizzato a 360 gradi, non è un qualcosa di casuale quello che dico, perché oggi è la 360esima puntata di Calcio Parlando. Assolutamente, ciao Adriano, a te e ai nostri radioascoltatori. Dunque Milan-Juventus sarà per noi domani sera allo stadio di San Siro, 20:45 per questa partita, molto anche particolare il modo in cui viene presentata. È sicuro due grandissime serate, quella di stasera e quella di domani a San Siro per Milan-Juventus. Sì, è una gara particolare, soprattutto perché arriviamo da una settimana in cui a livello mediatico, soprattutto perché diciamo così il Corriere dello Sport ha picchiato in maniera pesante sulle questioni arbitrali, un turno che ha visto tanti errori nello scorso weekend, ne ha beneficiato di sicuro la Juventus, in parte anche il Milan, e le altre formazioni come Fiorentina e Inter sono uscite malconce in settimana, soprattutto i viola, diciamo così, hanno pianto molto. Stamattina a Roma abbiamo vissuto anche giustamente in periodo carnevalesco alla sfilata di 50 tifosi giallorossi sotto la sede della Federcalcio per protestare. Sarà una partita molto particolare quella di domani, secondo me conterà tantissimo logicamente il risultato di questa sera, perché in caso di vittoria della Roma, non dico scontata contro l'Inter, però è molto probabile, la Juventus domani non potrà permettersi di perdere i punti contro Milan. Viceversa, magari sapere che la Roma non è riuscita questa sera a portare a casa la posta piena potrebbe comunque favorire le due formazioni, perché direi che il pareggio in questo caso farebbe bene sia alla Juventus, soprattutto al Milan, perché andrebbe quantomeno ad alzare il morale della Coppa Rossonera in vista della gara di ritorno che dovrà poi disputare in Coppa Campioni contro l'Atletico Madrid. A livello di assenze l'abbiamo già detto, la Juventus oltre che dello squalificato Vidal probabilmente non vedrà la partenza dal primo minuto di Asamoah, e anche Chiellini è in forze e dovrebbe, penso, a questo punto giocare come titolare Caceres in difesa. Invece in casa rossonera l'unico squalificato è Montari, poi Balotelli dovrebbe essere recuperato, De Sciglio probabilmente no, e poi vedremo probabilmente un Pazzini in versione maschera. Rischia di ricrearsi, a proposito di polemiche arbitrali, Daniele, un caso, una sorta di clima simile a quello della stagione 99-2000, quando peraltro la Juve perse lo scudetto all'ultima giornata in favore di un'altra squadra romana, la Lazio. Cioè si può fare un parallelo, il clima va un po' in quella direzione, polemiche forti, polemiche accentuate. Poi ci fu in quell'anno il caso clamoroso dello Juventus Parma della penultima giornata, con il gol di Cannavaro annullato, che alimentò polemiche prima di quel Perugia-Juve che alla fine decise tutto sotto la pioggia dello stadio. Direi di no, per il semplice fatto che comunque a perdere quello scudetto fu almeno a mio modesto parere, fu l'incredibile gestione tecnica da parte di un Ancelotti, che continuava a schierare un Inzaghi che era completamente fuori forma e la Juventus perse dei punti incredibili. Hai detto giustamente bene te, ci furono delle polemiche incredibili per quel gol valido realizzato da Cannavaro su angolo, la cosa che però logicamente poi non era stata portata, perché probabilmente faceva meno storia, che quell'angolo comunque era stato concesso in maniera irregolare, per cui bisognerebbe anche andare a pesare soprattutto quello che accade in campo, perché il rigore del Torino era sacrosanto, l'abbiamo detto, però quasi nessuno
ha raccontato che sull'1-0 c'era anche un rigore per la Juventus. Secondo me, soprattutto in certe situazioni, ma l'abbiamo vissuta non soltanto in casa Juve, perché poi tutti tornano a questione Calciopoli, ma quando l'Inter con Mourinho dominava in quei 3 anni, c'erano tutte le classifiche di una Roma che si lamentava per i continui aiuti che l'Inter riusciva ad avere. Fa parte, secondo me, del fatto che comunque la formazione più forte riceve non tanto degli aiuti, però magari a livello arbitrale si è più propensi magari a non fischiarle contro, quindi fa parte un po' di quella sudditanza psicologica che c'è sempre nei confronti della formazione più forte. La Roma aveva protestato tantissimo in quegli anni e lo sta facendo adesso, perché in settimana hanno pubblicato una serie di statistiche che poi, diciamo così, trovano un po' il tempo che trovano, scusate il gioco di parole, in cui la Roma dovrebbe essere prima. La Roma sta facendo benissimo, però se la Juventus da 3 anni sta dominando, di sicuro non è perché ha avuto incredibili errori arbitrali. Ci sono stati degli episodi in questi anni, ma ribadisco, lo scudetto che il Milan ha perso 2 anni fa l'ha perso perché comunque alla fine era caduta a livello atletico e non soltanto per la questione di Montari, perché anche in quella gara si parlò tantissimo di una rete valida non concessa a Montari, però non si parlò di una non mancata espulsione di Mexes per un pugno in faccia a Matri, e soprattutto poi prima del famoso pareggio di Matri di un gol valido annullato per la Juventus. Quindi secondo me bisogna fare una giusta misura. La Juventus quest'anno è in testa alla classifica, la Roma sta facendo bene, vedremo alla fine del campionato chi riuscirà a portare a casa lo scudetto. Certo che la Juventus, diciamo così, in questo momento si è giocato veramente nell'ultimo turno di campionato quel bonus di favori arbitrali, perché comunque il rigore non concesso ai Granate e Ranette, soprattutto a un Torino che quest'anno ha subito tantissimi torti arbitrali, non soltanto contro la Juventus ma contro tante altre formazioni. Domani dunque senza Balotelli il Milan si prepara a dare la scalata a questi 3 punti. Seedorf che ha diciamo imposto al campionato del Milan un ritmo abbastanza regolare, ne parlavamo anche lunedì sera. Come può essere la classifica domani alle 23 in considerazione di Roma-Inter e di Milan-Juventus? Io personalmente penso che Juventus e Roma ottengano lo stesso risultato qualunque esso sia tra stasera e domani, quindi secondo me il distacco rimarrà a -9. Poi non so, ovviamente i pronostici sono belli per questo. Daniele, tu come la vedi? Ma io la vedo diversamente, nel senso che secondo me la Roma può guadagnare dei punti nei confronti della Juventus, soprattutto perché contro il Milan la Juventus negli ultimi anni ha faticato e non poco a San Siro. Mi sembra che gli ultimi 2 risultati siano un pareggio e una sconfitta, e soprattutto è una Juventus che nell'ultimo turno di campionato gli ultimi 20 minuti è calata notevolmente la distanza nei confronti del Torino. Ha un vantaggio, che va a giocare contro una squadra che a livello atletico bene o male ha un calo quasi nell'ultima mezz'ora, per cui probabilmente il calo fisico della Juventus potrebbe essere compensato da quella della Roma. Bisognerà vedere. Mi ha stupito la Juventus come ha giocato giovedì in Coppa, non tanto ha incontrato comunque una formazione modesta, però una formazione che all'andata a Torino la Juventus quasi quasi non meritava probabilmente di vincere con 2 gol di vantaggio, e l'1-0 forse un 2-1 poteva essere il risultato giusto, mentre non c'è stata gara. In 30 minuti la Juventus ha fatto 2 gol, ha preso un palo e ha sbagliato 6 occasioni da rete. Cioè si è rivista quella fame che c'era nelle gare che la Juventus fa allo Juventus Stadium, in cui nella prima mezz'ora praticamente c'è quella fame incredibile di andare ad ammazzare subito l'avversario. Bisogna vedere che gara farà la Juventus e soprattutto secondo me sarà condizionata in maniera pesante dal risultato di questa sera, perché se la Roma vince la Juventus domani deve scendere in campo e fare la gara, se la Roma non vince la Juventus domani può scendere in gara e fare in parte la sua gara però a un ritmo più lento, per cui secondo me dipenderà moltissimo da come finirà stasera, però non scarto l'ipotesi che la Juventus domani possa lasciarci veramente le penne contro Milan, che è voglioso, e soprattutto una vittoria contro la Juventus potrebbe dare una carica pesantissima all'ambiente rossonero. Sì, in vista del ritorno di Champions League, dove però in questo caso vedo praticamente impossibile che Milan possa andare a recuperare la gara contro l'Atletico Madrid e poi portare a casa
passaggio del turno. Quindi possibilità di riaprire il campionato in questo weekend. Ricordiamo sempre che 9 punti sono anche frutto di quello che dovrà essere il recupero di Roma-Parma, ufficializzato per il 2 aprile. La Lazio è stata eliminata dall'Europa League, quindi all'Olimpico si potrà giocare contro il Parma alle 18:30 del prossimo 2 aprile, che sarà un mercoledì. Detto questo, la Juve non vince a San Siro contro il Milan da 3 anni e mezzo, era l'ottobre del 2010, eccezion fatta per una partita di Coppa Italia con la doppietta di Stigarribia nella semifinale di 3 anni fa. E poi dobbiamo anche spendere 2 parole, Daniele, su quello che sarà. Tu parlavi del Milan che è atteso da una impresa in quel di Madrid contro l'Atletico per la gara di ritorno delle ottave di Champions. Ci sarà invece Juventus-Fiorentina nel turno di Europa League, ottavi di finale. In una settimana, 13 marzo l'andata a Torino, 20 marzo il ritorno a Firenze, inframmezzata peraltro da un altro Juve-Fiorentina, però sarà di campionato, sarà gara di campionato allo Juventus Stadium. Sì, perché in settimana si sono giocate le gare di ritorno dei 16esimi di Europa League. Le formazioni italiane hanno portato a casa 3 qualificazioni, Juventus, Fiorentina e Napoli. Napoli andrà a affrontare il Porto, la Lazio invece è stata eliminata. Juventus e Fiorentina si affronteranno in questo derby europeo tutto italiano, considerando che poi ci sarà un vero e proprio derby, ovvero quello di Siviglia, fra la formazione delle Betis e l'altra formazione del Siviglia. Juventus e Fiorentina avranno 10 giorni particolari, ricordato bene te, il 9 marzo giocheranno in campionato, poi avranno il 13 la gara d'andata al Juventus Stadium e il 20 la gara di ritorno. Juventus e Fiorentina si sono già incontrate a livello di derby europeo, si parlava di Europa League, però il fatto l'Europa League è la figlia diretta della Coppa UEFA, e in quell'anno andò benissimo alla Juventus, che riuscì a eliminare proprio la formazione viola. Sarà una gara molto particolare, dove la Fiorentina comunque è riuscita a recuperare Gomez, e soprattutto direi che potrebbe essere un viatico importante, perché se la Juventus dovesse eliminare la Fiorentina, secondo me potrebbe veramente ambire a vincere una coppa importante, soprattutto considerando che la finale sarà a Torino. Viceversa, un'eliminazione contro la Fiorentina potrebbe riaprire tanti scheletri, perché la Juventus ha avuto, diciamo, le avvisaglie di un qualche cosa che non è andato bene, partendo per l'incredibile gara d'andata a Firenze, quando avanti 2-0 poi andò a perdere, per cui quello potrebbe essere veramente, diciamo, la contromolla di casa bianconera. L'eliminazione della Fiorentina potrebbe ricaricare tutto l'ambiente, quindi portare poi probabilmente alla vittoria del terzo scudetto consecutivo. Viceversa, secondo me potrebbe avere dei riflessi importanti, e in quel caso la Roma potrebbe veramente guadagnare molto, in considerazione, come hai detto te, che giallorossi sì, sono 9 punti dalla Juventus, ma devono ancora recuperare una gara contro il Parma. Il derby in Europa, per quanto riguarda le squadre italiane, manca da 9 anni, perché era la stagione 2004-2005 quando Inter e Milan si affrontarono quarti di finale della Champions. Tra l'altro Inter e Milan sono affrontate 2 volte in Champions nel giro di 2 stagioni, quindi quasi 10 anni che non si verifica qualcosa di diciamo pure epocale, perché appunto è abbastanza episodico un derby. Buon segno ovviamente per le squadre italiane, soprattutto facendo riferimento a quegli anni in cui le cose andavano particolarmente bene in Europa. Chiudiamo, Daniele, con un'altra analisi veloce del turno di campionato, perché è focalizzato soprattutto sulla zona Europa League, su questo sesto posto, per il quale abbiamo detto si è inserito il Milan, la stessa Lazio può dire la sua. Tra l'altro Milan e Lazio saranno entrambe impegnate domani sera, quindi c'è questa sorta di altra chiave di lettura che può essere data alle partite di domani, quindi non solo lotta a scudetto ma anche il sesto posto che Lazio e Milan vogliono prendere. Domani pomeriggio però ci sono Verona-Bologna, Sassuolo-Parma e Torino-Sampdoria. Gare importanti. Torino vuole assolutamente riprendersi quei punti che ha perso nelle ultime giornate, perché è una formazione che ambisce di sicuro a un posto di Europa League. Sarà una corsa lunghissima, perché oltre all'Inter, che di fatto adesso è quinta in classifica e rischia magari in questo punto di perdere
dei punti, ha dietro tante formazioni che stanno facendo bene, come il Parma, l'Hellas Verona, abbiamo il Torino e soprattutto Milan e Lazio che cercheranno di salvare la stagione. I biancocelesti assolutamente devono farla dopo anche l'incredibile eliminazione in Europa League. E poi è un turno abbastanza particolare perché ci sarà questo derby fra Parma e Sassuolo, dove di fatto si sa già che in caso di sconfitta il Sassuolo andrà a cambiare nuovamente il tecnico, per cui è una gara che oltre che coprire poi la zona Europa League andrà anche a coprire la zona salvezza, di cui, come giustamente hai parlato nella prima parte, è ancora abbastanza nebulosa la situazione perché ci sono almeno 5 squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Le ultime 5 dunque hanno tutte tra l'altro cambiato allenatore quest'anno, parliamo di Chievo, Bologna, Livorno, Catania e Sassuolo, in alcuni casi anche più di una volta, magari il Sassuolo lo sta, parlo, vedremo e capiremo domani anche da dopo Sassuolo-Parma dal risultato conclusivo. Siamo anche noi alla conclusione, torneremo lunedì sera alle ore 21 con Calcio Parlando sempre su queste frequenze, ci trovate anche ai nostri riferimenti sul web calcioparlando.com, la nostra pagina Facebook Calcio Parlando RPL, poi anche su Twitter naturalmente, quindi Daniele torniamo a questo punto lunedì sera. Torniamo lunedì sera a livello radiofonico on air, mentre in questo fine settimana logicamente hai ricordato bene te sui profili Facebook e soprattutto sul nostro sito avremo tutti gli approfondimenti per quello che riguarderà le gare della massima serie, ma soprattutto anche spazio a una Serie B. Oggi ci sono le altre gare della 27esima giornata, per cui sarà un weekend ricchissimo dove potrete trovare tutti i nostri resoconti e anche tanti commenti simpatici che andremo a proporre in maniera magari più o meno approfondita, considerando lo spazio che viene concesso a livello di post su Facebook molto più lungo, piuttosto magari che in breve ma significativi tweet proprio su Twitter. Ci fermiamo dunque, grazie a Daniela Madasi, grazie anche a Giuliano Gentilini per quanto riguarda i nostri ospiti di oggi. Nella prima parte della puntata si è parlato molto del campionato di Serie A, di tutte le sue sfaccettature. Torneremo a questo punto lunedì sera, grazie anche in regia a Roberto Colombo. Un caro saluto da Adriano Ancona, restate sulle frequenze di Radio Padania e naturalmente buon proseguimento a tutti. Avete ascoltato Calcio Parlando.